Le mie nipotine, una c'ha 6 anni, una 17 e poi c'è anche il morosetto di quella che ne ha 17. Sì, ma secondo te ti possono salutare, cioè tipo quella di 17 ti può salutare o i minorenni non possono? Sì, sì che possono. Perché lei ti vorrebbe, cioè, tipo ogni volta che mi vede dice ma conosci la Cristina, ma veramente o per finta? Ecco, aspetta. Voilà, siamo ufficialmente o ufficiosamente. Siamo in live. Ah, È che partita! bello. Sì, che siamo. E Allora, vi- lei è Sabrina ho messo qua sotto tipo il tuo Instagram che adesso sbircerò, capivo come il quadratino in mezzo a vedere a live. E Grazie, dove, grazie. dove c'è il tuo profilo, il vostro profilo di Instagram? Vuoi presentarti, Sabrina? Allora, mi chiamo Sabrina, ho 32 anni e sembra di essere da Ciao Alcolisti Anonimi. Sabrina. E niente, non so cosa dire, Di dove perché io sei? non mi faccio mai vedere, sono sempre quella che sta dietro la videocamera, telecamera, fotocamera. Nel backstage. Esatto. Di E dove, quindi di dove sei? sto a Marghera, non so se senti la R. Sai che non ho mai capito sta roba della R di Cos'è che ha la R di Marghera? Avete... La R di Marghera Che no... Ah, tipo Moscia. è tipo quella della Pellegrini, non so se hai mai sentito, Sì, beh, non ho mai fatto caso. perché Non anche so. lei mi pare che sia di Marghera o Oriago, quelle parti là, insomma. È una R molto... C'è la R di Marghera, non c'è una spiegazione. Amoro. E hai... Cazzo, ho letto adesso che avete anche la partita IVA. Eh sì, da gennaio abbiamo detto, aspetta che da gennaio ci apriamo la partita IVA e è arrivato il Covid. Porca miseria. E da lì poi com'è andata? Malissimo. Nel Ma... senso che, vabbè, le idee ci sono, c'era anche l'idea di aprirsi un negozietto, Ma un dai. ufficio, qualcosa, dopo aspettiamo il prossimo anno, dai. Il prossimo anno andrà meglio. Sì. Speriamo. Speriamo. Ma vi hanno rimborsato in qualche modo? E ci hanno dato 600 euro il primo mese, cos'era tipo marzo, appena è venuta fuori Sì, quella cosa. marzo. E poi non ci hanno dato più niente perché hanno scoperto che in realtà io e mio marito Samuele, che è lui quello che sta davanti alla videocamera, abbiamo un altro lavoretto part-time, che è quello che abbiamo da sempre, diciamo, Mm, per poter vivere. Mentre questo sarebbe il nostro sogno, quello di fare video, capito? ok. E nel 2020 speravamo di lasciare questi nostri lavoretti per avere questo lavoro che è il nostro sogno. E invece ci siamo tenuti i nostri lavoretti. Meglio Si può così. dire lavoretto part-time o no? Allora, lui lavora al Decathlon, Ok. negozio degli sportivi, mentre io lavoro da Aldi. Chi Non è? so se Aldi è il supermercato tipo Lidl, Ok. però meno conosciuto del cugino e in realtà in Del Germania cugino. sarebbe Lidl che ha copiato Aldi, però vabbè, non stiamo a dire queste cose che... Ah, ma dai. Sbugiardation. Eh, Pensati. indirect. Sì, pensati. Quindi hanno fatto anche le scarpe su quel discount. È un discount alla fine? No, un discount. Supermercato? È un discount, sì, Un esatto. discount. Tipo, cos'era aspetta, no, c'è il Lidl, poi c'è il... Qual è Non so, tipo l'Eurospin? l'Eurospin, sì. Madonna. Sì, sì, che Tu dove promo... fai la spesa? A Lidl. Adesso scopro. Io, oppure online. Ah, tutto online. Tutto online, faccio me. Eh, ma Brava, brava. come fate? Avete il sito anche. Ma tutto è Mm. iniziato quest'anno?
Più quest'anno sì, abbiamo iniziato a fare un po' di cosette. Prima era un hobby. Quest'anno abbiamo cominciato col sito, abbiamo cominciato più che altro, visto che avevamo comprato questa attrezzatura per cui ci piaceva fare piccoli documentari, cose divertenti, insomma foto, un po' di tutto. E avevamo questa attrezzatura e abbiamo detto perché non ci buttiamo, cioè proprio così, questi qua si svegliano la mattina e dicono aspetta ma perché non mi butto sui matrimoni? E abbiamo cominciato a fare video per In che matrimoni. senso Cioè mi butto pensa! sui matrimoni? Ti butti? Mise è meglio che mi Esatto. butta e basta. Quindi Cristina, chiamaci quando ti sposi. Arco, Cioè, dille se guarda facciamo che... con Vieni a vedere se mi no, no. Con me, guarda, vai tranquilla che non penso di essere mai una cliente. Mi Comunque posso raccomando. trovarti clienti, volendo. Ma col Covid si sposa la gente, no? Si sposa, ma poi anche divorzia, quindi potremmo fare anche il video del divorzio in Che realtà. bello! Beh, meglio ancora il video con l'amante? Ecco, quello è un Che... altro tipo di video che secondo me faremo tanti più soldi. Ma proprio tipo no detective, quei chi per vedere la fedeltà no, della coppia Privati. vuole Sì. facciamo il videino, ok. Finora che documentari, dove siete stati, che documentari avete fatto? Allora, noi facciamo, siccome si chiama qua il Buon Veneto e siccome Samuele ha paura dell'aereo, io ho il mal di mare, non è che andiamo da tante parti, stiamo dentro al Veneto, abbiamo trovato Ah, questo escamotage. pensavo in Arabia Saudita, invece no. Per- Purtroppo Infatti col no. nome qua, il buon Veneto, avevo È vero, pensato al Veneto, però ero ma poi convinta che era un facevate i po'. video in Arabia Saudita, ok. Niente, giriamo tutto il Veneto, siamo venuti anche a Rovigo. È vero, ma due anni fa? Tre Sì, anche? tanto, tanto tempo fa. Però dopo ho fatto un piccolo cortometraggio su Loreo, che è sempre in provincia di Rovigo. Sì. È uno dei borghi più belli del Veneto, dicono. Carino, sì, E... dai. Ci sono passata qualche volta, però non... I miei hanno fatto la notte... Zio scapparoso. La notte, tipo la luna di miele in un hotel a Davvero? Loreo. Mamma mia, che A triste. Loreo? Sì, che triste, mamma mia. Oh, guardiamo tesoro, apriamo, guardiamo il paesaggio. Oh, Madonna. Comunque, terra, campi e per tutto. Comunque, Che bello, eh, pensa a te. fantastico. Sì. Cortometraggi su cosa? E spot pubblicitari su cosa? Sempre aziende venete? Sempre aziende venete, anzi adesso stiamo collaborando, insomma ci paga anche e quindi siamo contenti, con una YouTuber influencer che tu anche conosci perché ho visto che la segui su Instagram, però non posso dire ancora chi è perché non so perché non posso dirlo, ma è tutto un uma uma. E te lo dico dopo in privato. Vai tranquilla. Su come si dice, come si dice, abbigliamento che fa lei, molto particolare, e ci hanno chiamati e ci stiamo un pochino facendo conoscere. Mentre allora diciamo che tutti gli spot pubblicitari, i video di matrimonio, i video di shooting, che ne so, per modelle, ci chiamano e veniamo pagati, mentre i documentari è una cosa che facciamo perché ci piace. Ah, E ok. quindi quando giriamo, come uno va in giro perché gli piace, noi facciamo la stessa cosa, però facciamo anche il video. Bello, bello. Ma da quando... come vi è venuta quest'idea? No, non si dice segreto. Da quanto? Cioè, per quale... Perché? Allora, per me, personalmente, perché tipo da piccola ero innamorata di Alberto Angela. Oddio. Eh, era molto acculturato, molto... No, infatti, ma dai, non è brutto comunque, no? Non è il tuo tipo.
diciamo di no, dai. Poi potremmo fare, sai cosa potremmo fare? Lo chiamiamo. Oltre a detto il numero, no, che ho visto anche su vari TikTok. Ah, avete TikTok? Guarda, tu stai parlando con una vecchia. Ma no, bisogna tenersi aggiornati, se no qua... Sai ragione. Vero, io devo dire, insomma, su TikTok, insomma, ma anche su YouTube, comunque, che i video, tipo lo bombi o lo passi. Cosa sentono? Ma come cos'è? Che io ti mostro delle foto di vari, Ah, che siano attori, cantanti, qualsiasi personaggio famoso, e tu mi dici lo bombo, cioè sì, ok, mi portaria, mi faria mi piace. pensieri. Dicevo. Lo passo. Mamma mia, chissà cosa verrebbe fuori. Te riesci a vedere... Cazzo, devo condividere. Viene fuori un casino. Te vedi solo me adesso nella live, vero? Sì, perché ci sono altre persone. Ciao a tutti. No, so che mi e Bambù Debrio. Che Ok. bello Debrio, devo stare attenta. Ciao, Bambù. Ma aspetta, scusa, aspetta, No, non scampo. Cos'è? Un Oddio. bambuino. Un babbuino. È il figlio di Bambù. Ah, il babbuino. Ah, oddio, oh no. No, crepo. Ma che cos'è? A cosa serve? Cos'è? In effetti, questa è una penna. È una penna, Sembra che... Ok. Giuro. Con cui puoi picchiare anche la gente. Con cui picchiare? L'ho presa per te, Cristina, perché hai appena fatto 28 anni, giusto? Ah, sì. Non volevo dirlo a tutti. Era 18, non 18. 28. Esatto. Non 28. Quando arriverai ai 30 capirai perché sono così vecchia. Ma no, ma per quello sono sempre sotto aggiornamento. Come l'Android, devi sempre aggiornarlo. Viene fuori dopo a un certo punto il sei in baia, perché non è tipo venire fuori. Bisogna risettare tutto. Sì, a un certo punto anche buttare via il telefono e cambiarlo. Vediamo, aspetta che mi fa soffiare i cazzi tuoi. Allora, nei profili seguiti... Yes. Aiuto. Ora ho capito chi è questa. Chi è? Comincia con la N. Lui... No. Ok, quello che dicevo prima. Sì. Allora, ok, stavo guardando in chi seguiamo a vicenda. Claudia, solo lei abbiamo in comune. Davvero? Io stavo decattando qualcosa. La TV Vicenza, Infopoint, Latte Vicenza, la bottega del gusto. Chi sei? Ma parlaci di qualche posto che hai visto in Veneto che consigli, intanto un posto che consigli, una roba bella, dopo una roba brutta. Una roba, beh, aspetta, ma tipo, perché ci sono tanti posti belli, allora c'è tipo, non so se uno vuole andare a fare una passeggiata, se uno vuole andare a vedere una città d'arte, cioè sto prendendo tempo perché non so, Cristina, in realtà. Ma io sto curiosando nel profilo, avete anche il drone? E il drone è di un nostro amico, che con noi, sì. Foto. Qua. E poi quella con gli alberi con la stradina in mezzo, però c'è una forma che sembra... No. Non è mia, allora. Allora, poi c'è un video di un Vieni qua, dai. Non sai perché? Chi c'è? Perché vuole vedere se è tutto a posto. No, perché il tuo nipote... Aspetta, vieni, racconta in live. Ciao. Salve! Di
Dica. Siamo di là che stiamo giocando a Monopoli dell'imbroglio con sua nipote e mi ha detto: ma di là c'è la Cristina? Sì. No, la seguiamo su Instagram, non è che posso andare a salutare. Ecco, lo sapevo. Ma come si chiama? Non lo so, è sua nipote. Si chiama Alice. Si chiama Alice, detta Alicina da noi, perché per noi è sempre 5-6 anni. Alice, 17. Quanti anni ha? 17 fra 17 poco, fra poco. sì. Grandina, dai, io ne ho 18. Giusto. Lei 12. Sì, Sarveo sicuramente. Però, dai che la salutiamo. Allora salutiamo, dai. Scusa. Adesso si vergogna. No. Dai Alice, dai su. No. Vuole venire anche la piccola di 6 anni. Dai, vieni. Anche il morosetto. Aspetta, moroso serio. Portiamo la famiglia intera in live. Ciao Alice. Se vi vedono le persone, Ciao. Vi vedono le persone, mamma che ansia. Bisogna fargli un po' di ansia a questi giovani. Ma no, dai, che non sa abbastanza di ansia. Come state? Tutto bene? Sì. Com'è la zia? Brava. Grazie. Dopo gli do 10 euro a testa. Ah, ok. Dai, aiutate anche voi gli zii a fare quello che fanno. Facciamo da modelli noi. Davvero? Sì, a volte. Ma per cosa modelli? Cosa che effetto No, mettere indosso? Che facciamo le foto per loro. Ma come? Hai capito? Ma con Ci prendiamo con loro e ci fanno le foto. Ah, ma tipo in giro pel Veneto o con addosso? Sì, a Venezia. Ah, anche in gondola? No. No, costa troppo. Clima, conosci Cabbia? Chi? Cabbia, Nicolò, quello che fa Gensi. Sì, deve venire qua in live un giorno. Non mi ricordo più quando, tra qualche settimana, tra qualche giorno. Insomma, deve venire qua, in poche parole. Sì. Tu lo conosci? Sì. È un tuo amico? Sì, abbiamo... No, beh, Dai. nel senso... abbiamo fatto anche un video insieme. Siete andati anche in macchina insieme, no? Sì, con l'Anchi Cico Esatto, e sì. Giordano, Don Giordano Bruno che è morto. Sì, no? sì. È morto. morto. Nel video ha detto, io faccio come ti chiami? Giordano come Giordano Bruno, solo che lui è morto. Ok. Hai Il capito? moroso, Alice, come si chiama? Tu Il moroso. Come si Vince lui. chiama? No, dai. Ma dite a me. Beh, non ci sono altri Alici, penso. Si chiama niente. Lorenzo. Ah, Lorenzo. Ah, devo capire. Sono proprio sorda, no? Perché qua... È la rete che non prende. non prende. Ma bisogna vedere, bisogna andarla a cambiare. Cosa rete? Ma guarda che bui che siete, così si vede meglio, sì, dai. Ah, che Che non buio. cambia un cazzo, sempre da qui si vede. Dovete Scusa. dire a vostra zia che cambi il telefono, che si prende la webcam, prende il microfono e facciamo le cose fatte bene. Mi ha detto anche che devo scaricarmi TikTok. Voi cosa ne dite? Digeon. Guarda, sono... Sì. Beh, ho TikTok. Va bene così. Bambù che vi saluta. Saluta Bambù. Bene, salutate anche voi. Ma dovete fare da babysitter a sti qua? Sì. No, per ora li ha fioppati a me. Ma se hanno 20 anni, tra poco. Sono loro che lo fanno a noi. Ah, ecco. Anche i badanti. Ok. Cos'è che hai detto? Ragazzi che il recito chiude, forza. Salutare. Ciao. Fate bravi, seguitemi su Twitch, se no
Non succede Su niente. Instagram. No. Eh? Su Instagram. Ti seguiamo già. Grazie. Ciao fioi bravi. Ciao ciao. Ciao. Piccoli pandini crescono. Piccoli, Drebotti a 20 anni. Aiuto. Cioè, a 17 anni mi ero... lasciamo perdere. Comunque... Sono troppo bravi, ragazzi. Ma i modelli per cosa? Ma dovresti vedere io a 17 anni com'ero, cioè... Io ero... com'eri? Ero tipo in tutta, sempre in tutta. Anche a me? Che guardavo Alberto Angela, cioè, capisci? Cos'è che facevi in tutta? Che tutta? Allora avevo la tuta dei cinesi probabilmente che mi compravano i miei. In latex? E... No. No, di ciniglia tipo. Le coneglia. Pelosa. E guardavo i documentari di Alberto Angela, cioè io mi sono svegliata tanto dopo, ma proprio, cioè, qualche anno fa, insomma, capisci? Sì, no, ma anch'io, no, io anche a me mi sono svegliata tardi. Ci ho Stamattina messo... un paio di ese, No, sì. Camia Diese, comunque. No, non ce posso fare. Allora, guardando nel tuo... Eccoli qua i modelli! Hai capito? Ci sono. Dell'11 settembre, la V proprio fortuna come giorno sta foto. Valori, di qua. Smarirsi è l'unico posto dove vale la pena di andare. Tutto il resto c'è Google Maps. Che a Venezia non prende, appunto, e quindi... Come non prende? Non va, non ti trova le stradine, ogni numero è diverso. Venezia è proprio una roba unica. E che te perdi? Sì, assolutamente. Ma tu sei mai venuta a Venezia, Cristina? Sono una vergognosa. No. No. Io sono venuta a Venezia un giorno quando si faceva tipo la comunione, no? Che dovevi... non mi ricordo più cosa era da fare. O a Cresema. No, comunione. E siamo andati tutti tipo in pellegrinaggio a Venezia a vedere una chiesa. È stato l'unico giorno che sondami Venezia praticamente. Insomma, non hai bei ricordi perché se... Ma non me la ricordo proprio, non mi ricordo un cazzo. 2 volte mi sogno qualcosa di strano di Venezia, tipo che casco dentro i canai, ma... no... È meglio di me che stanotte ho sognato Brugnaro. Chi sei? Brugnaro è il sindaco di Venezia, penso, non lo so. C'è qua Barba. No, e quello era Cacciari. Che adesso... Lui mi stava simpatico. Non ti sento più. Detto messo un deo su al microfono. Vediamo, aspetta, penso il telefono del 1518. Adesso mi senti? Adesso ti sento. Ok. E insomma ho sognato che sto Brugnaro, praticamente io uscivo per vedere Brugnaro, cioè manco fosse il Papa, che ne so, un VIP, no? E esco per vedere Brugnaro, ma nel sogno sono in mutande reggiseno. Esco e tutti mi guardano, io mi accorgo dopo, insomma, soliti sogni che si fanno, no? Sì, molto soliti, mi faccio sempre i sogni così, sì. Ma dico, me ne frego, tanto ormai devo emanciparmi, insomma, le donne possono uscire come vogliono, solo che sto Brugnaro vede che sono senza mascherina e mi fa una multa. Sto caro. Capito? Pure nei sogni ho paura di non portare la mascherina, ma guarda te. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di tutta questa situazione, te? Io avrei le mie idee, però non essendo medico e neanche laureata. Lei sponga. No, non posso. Dai, tanto non c'è nulla di dica. Verrei linciata, no? È una situazione, cioè parlo personalmente perché noi ad esempio abbiamo perso tutti i lavori che avevamo
nel 2020 è dura, è abbastanza dura. Immagino. Dispiace, poi ti viene su la rabbia e dici sì, è vero, è giusto, però forse non si poteva fare in un altro modo. E in che modo? Non so, magari si poteva, non lo so, fare comunque qualcosa, però con qualche più controllo in più, invece che chiudere tutto. O magari, non so, qualche aiuto per chi aveva appena aperto un'attività. Io ho tanti compaesani, diciamo. Adesso è diventato un momento serio, mi spiace. No, ma va tranquilla, stiamo ascoltando. Ci sono delle persone che qua vicino anche si sono tolte la vita perché non ce la facevano più. Ok. Anche soprattutto giovani. C'è il fidanzato di una nostra amica di 26 anni che era depresso, per carità. Però adesso me soffego. Ma ci insomma. Era uscito un articolo dove parlavano che in Giappone ci sono ma smizio, attacco che ti giuro ogni live a fine live da metà in poi pare avere la morte qua in fianco di me perché parlo la depressione. No, scusa, ho letto sto articolo che in Giappone sai che sotto Monte Fuji c'è la foresta dei suicidi, sì, okay? sì. Oltre a lì si suicidano anche in tante altre, insomma c'è un tasso di suicidi più alto dei morti di Covid. Pensa allora te. si sono chiesti se può succedere anche in Italia questa cosa, ma sappiamo che non succederà in Italia questa cosa, cioè a mio parere, perché i giapponesi cioè il Giappone è un mondo totalmente a parte non è l'Italia e non sono neanche l'Italia, cioè i giapponesi hanno un'altra cultura proprio, un'altra mentalità. Loro vivono per lavorare, per essere i migliori nel proprio ambito, e finché non diventano i migliori loro non hanno vita sociale finché non raggiungono i propri obiettivi. Quindi per me volevo suicidare, collaboravo 9 ore al dì, dei pensatisti qua che non solo quelli. capio, quindi ma chissà se cambierà meglio. Poi comunque no, Cristina, comunque noi non ce l'abbiamo una foresta, cioè al massimo abbiamo il Cansiglio, però non è che la gente va là. Abbiamo i boschetti dove quei palargere, ma anche dalle tue parti ci sono i sifoni. Allora qua noi abbiamo l'Adige. Ci sono sei mai venuta a Borgoforte? No, dopo mi scrivo qualche posto che tu mi dici. No, sta stare Borgoforte. Vabbè, no. Da anni, cioè Borgoforte dove cazzo stai? Tutti in cerca del Borgoforte per andare ai sifoni. Che cosa sono i sifoni? Non so, i termi, qui che ma sono tipo, è l'argine dell'Adige o del Brenta o del che cazzo del fiume che è ovunque. E il 25 aprile o il 1° maggio tutti quanti ci si ritrovava là, motori, motoretti, motoratti, motorini, incidenti, aeroplani, elicotteri, festoni, trocca dappertutto, vabbè, a fiumi, dei bei ricordi, sì, di gente che sa, vabbè, bei ricordi, bei che poi a Pasqua ogni anno piove, quindi mi ricordo la mattina arrivai là tutto muoio, era tipo Sahara che te morivi dal caldo. No, quello del video 40 gradi percepì 700. Hai visto? Ti hanno mai inviato gli audio del camionista veneto? Non mi ricordo. Cosa dice? Tante
ma anche di quelle bestemmie speciali. Lo trovi su YouTube, basta che cerchi camionista Veneto e te viene fuori sto qua che dice delle bestemmie da Guinness, insomma. Ma non mi viene più da dirle perché non ho più il motivo di biastemare, però mi è cappotto, ma anche i discorsi che fa. 40 gradi a ombra, percepì 700. Ma era un boschetto, qualcosa? Sì, boschetti, quelli con tutti, come si dice? Con tutti gli alberelli messi in fila. Ok, Regia, sì. come si chiamano i boschetti, quei... E foreste, Dio caro. No, è tipo... Tipo piantai apposta e tutti dritti, insomma. Ti vedi, ti spiego, tutti in Sì. diagonale. Anche in altri che avevo, sì. noi Però là facciamo si vede la subito. È tipo come il fromentone che dopo spacca, risemena e qui ti fa carta, no? Ah, può essere, sì. O se no, secondo me, può essere degli alberi messi lì. Orcodine. Ma questo forse non tu sapevi. Una volta che avevo un agriturismo, mi avevo un agriturismo e era venuto fuori sta legge, sto surplus che ti dava la regione Veneto o a o qualcuno ti dava, non mi ricordo, che se tu piantavi ogni tot metri un albero, che da Sì. frutto da un albero, ti davano a fine anno una percentuale o una cifra, insomma, perché tu hai piantato 50 alberi in tot metri tipo per l'ossigeno, per l'inquinamento, per contrastare, insomma, i problemi ambientali. Beh, non fa più. Oltre a morire... Aspetta che bevo anche a mia insieme, aspetta. A proposito di bere, guarda, mi ero preparata una cosa per farti vedere. A proposito di posti carini, adesso mi è venuto in mente. Posti carini da andare a vedere. Ad Arquà Petrarca. È un nostro amico che abbiamo conosciuto sempre tramite Instagram, che fa questa roba qua. Cosa fa? Il brodo di giuggiole. Ma buonissimo. È alcolico? Sì. Esiso e sottospirito. Questo è tipo il Baileys crema, no? Vedi? Oh madonna, fammelo vedere. Guarda che buono. Dov'è che si compra? Si compra o in città là nel borgo, se si è aperto qualcosa, i negozietti. Se no, sto qua che ha l'agriturismo, tipo, no? Agriturismo, come si chiama? Tipo azienda agricola, Okay. si chiama Scarpon. E fa tutte le robe così, fa tipo i carletti sotto olio, e peperoni, aglio. Me lo puoi far rivedere che mi stavo eccitando? Guarda. Madonna, ma che denso! Quanto che la bevu? Allora, o così, scherzo. Allora, lo puoi bere, secondo me. È piccolina questa, però c'è anche grande, Da mezzo litro? Da 1 litro forse ci sarà. Questa che cos'è? 2,50? Questo cos'è? Madonna, come una bottiglietta del profumo? Infatti va dosato proprio. Col contagioso, ma se lo vedo mi bevo tutta la bottiglia. E infatti questo a un giorno ci stiamo trattenendo, però. E poi fa anche questa cosa qui. Cos'è? Oddio. Sono dei cioccolatini con dentro il brodo di giuggiole. Tipo i moncheri? Sì, tipo i bolero, buonissimo. Oppure questo qua è verde, vedi? Ha la carta verde. E dentro ha un liquore fatto con una pianta aromatica, solo una che sa tipo di anice, di tutte le piante, buonissimo, cioè proprio una bomba.
Dovete andare. Ho dato una bella idea. Guarda, aspetta. Adesso io. Mi senti? Ti sento. Questo mi il Deo. Ad Arqua Petrarca c'è una... Cos'è che c'è? Un'azienda agricola. Com'è che si chiama? Scarpon. Groppon. Scarpon. Cos'è che ti hai detto? Scarpon. Scarton qua ti. È tipo la scarpa, lo scarpone, senza la... Scarton. Ma hanno Instagram? Sì. Oh, che bello. Allora, lui si chiama Estregone, il ragazzo che tiene questa azienda. Se no, scrivi o Arqua Petrarca o Brodo di Giuggiole, è sempre lui. Posso mangiare nel frattempo questo cioccolatino davanti a tutti? O mi censurano? Brodo di Giuggiole, Aganet 50, quale sei l'un? L'unico inimitato di Giuggiole. Cioè, tipo una lei, quindi direi... Cioè, tipo sto disegno qua. Tu lo segui? Che vado a Sì. ecco, perfetto. Lo vedi? Beh, perché non posso cercare Aspetta, Yes. Scarpo, fammi vedere. Acqua P, Scarpon, Dio canale. Esatto. Ma cos'è un mille piedi disegnato? No. Un frattale. Cos'è? Sono quelle immagini che se le vedi si ripetono sempre, sono sempre uguali, se le vedi tipo al microscopio sono sempre uguali. Te si fatto dall'SD che te vedi tutte... Vedi quelle immagini là. Scarpo Alan Montellato. Chi sei? No. Scarpon. Qua mega catà scarponcini. No, devi scrivere Estregone. Il Brodo di Giuggiole, non hai trovato niente? No, me ne vengo fuori una femmina. Come? Estregone. Ma si chiama, è un nome... È il nome della pianta che c'è qui dentro. Stregoneria italiana. Cioè, questo mi viene fuori. Non so, lo stregone autistico, streghe cosmiche. Cioè, te mi mandare il link, cosa vuol dirti? Ok. Posso saiare esiso e sottospirito, invece... Sei spiriti. E il Bailey si è fatto coesiso e... Fatto scoprire dopo, adesso che penso. No, sa stare che dopo mi viene un po' che... Ma queste scoregge però... Cioè, escono sempre fuori anche le scoregge. Ma questo incentiva, quindi fa bene, quindi compratelo. Meglio fuori che dentro. Citazione di crack. Io vado che ce l'ho qui che mi si sta sciogliendo. Ancora lì? Sì, magna! Guarda che quando vengo a Vicenza a portarti il pandino ti porto anche questi. Ma mi non stago a Vicenza. È vero. Stronzo. Quando vengo a Vicenza, se abitassi a Vicenza vada volentieri. Ha bevuto. No, dovevi ancora bere. Adesso te si giustificabile. Potete cagatato che non si soffre la femmina. Buonissimo. Immagino. A posto. Ho scambiato Vicenza per Rovigo, cioè, bisogna avere dei problemi gravi. Però capita. Segui anche qual buon Veneto Wedding. So dedicare ai matrimoni. Ma sì, lo sai. Così tanta gente in Veneto. Ma via male. Seguo poco quella pagina. Che seguo poco quella pagina perché ultimamente matrimoni.
Esatto. Diversi. Diciamo che con lockdown più gente si è divisa insieme. Diversi. Aspetta che mi è venuta in mente la frase. Dante si beava di diversi versi. Io mi come ieri Io mi bevo. no, Io mi mi beo di bevo. beati vini. No, adesso lo cerco perché mi entra in testa. Aspetta. Cosa cerco? Beo, Dante? Dante Alighieri, mentre Dante... Oh, vedo. Guarda qua. Mentre Dante si bea di divini versi, io mi beo di versi vini. Ma io era proprio così, però. È giusto. Sai che io, dove lavoro io ad Aldi, praticamente tutti i miei colleghi, tranne io e tipo un altro, e siamo gli unici veneti. Quindi potete parlare in dialetto che tanto non vi capiscono. Sì, solo che questo mio collega, che è l'unico veneto insieme a me, mi pare, è di colore e ha la R moscia. Lo adoro. Comunque. Oddio, e come fai? E non ha la R di Marghera. Ha proprio la R moscia? La R moscia ed è anche di colore, però insieme a me siamo gli unici due veneti. Dopo tutti gli altri, più diciamo della parte sud del continente. Vabbè. E loro dicono che questa cosa mi ha fatto un po' male, cioè proprio nell'orgoglio, che noi veneti siamo freddi. E allora io sto facendo questa campagna di sponsorizzazione ai veneti dove noi dobbiamo essere più calorosi. Ma in che senso? Nel senso che dicono che tipo noi per strada non salutiamo, che noi facciamo fatica ad aprirci. Allora, sai perché? Ma non solo in Veneto, in tutto il nord più o meno. Perché avevo già sentito, cioè non viene da me sta risposta, che avevo già sentita da qualcun altro, a me piaceva. Cioè, che sta? Allora, che tipo al nord, non dico che al sud non ci siano, ma al nord tipo siamo grandi lavoratori, no? Quindi come non me ricordo altro. Aspetta, che tipo abbiamo paura delle prese in giro, che pensiamo solo al lavoro e che visto che ci siamo fatti un culo grande come una casa, non abbiamo sto modo di fare freddo, perché un po' non da egoisti, però se tu vai in Emilia Romagna, tipo zona Codigoro, Ferrara e lì di Ferraresi, cioè là la gente è già diversa. Anche i prezzi sono diversi. Vabbè, comunque, se no andresti là subito ma io vado là piuttosto che andare a Rosolina. Cioè, per tutti quegli anni che sono andata a Rosolina, io anche se più distante preferisco di Ferraresi, perché cioè la gente è diversa, l'acqua è diversa. Ho visto perfino dei pesci in acqua. Mattina vedevo il branco dei pescetti. Dei pesci, ma esistono davvero? Allora ci sono veramente. Non che sei tutta che al gas smerdassa, più come. E poi c'è una caratteristica di quella costa là, è che ci sono dei muretti tipo che evitano più o meno le onde grosse o comunque ho capito. marea, come dei muri, tipo dei parappetti, diciamo, dei paraure, muretti sì, in mezzo all'acqua. là, sì. Tipo un Mose finto. Sì, ecco,
Ma funziona il Mose? Ma dicono di sì. Ma... Non so, ieri sono andata a Venezia, l'acqua era alta comunque. Ah, tanto Sono partite anche le sirene? No, non tanto, però secondo me dicono che si attivi sopra 1,30 m. Ieri era 1,10 m, cos'era? 1,15 m, penso. Da che ricordo, e comunque dovevi andare sulle passerelle. E niente, Cristina, devi venire a Venezia, io voglio mostrarti Venezia. Prossimo anno. Se Verrò, sopra. sì. Io stavo guardando un occhio, ancora se l'è sempre qua aperto sul profilo, che Recoaro, dove chi fa l'acqua? Sì, Dove che la fanno, che mette dentro, puff, la fanno, no, dai, la bottiglietta dove c'è la fonte miracolosa. Treviso, Verona, cosa c'è scritto? Ah, c'è il nome di un paese che non riesco a leggere. Ah, Enego, ok. Cioè, mi viene in mente Menego. Cos'è Enego? Enego è provincia di Vicenza, vedi perché Vicenza ce l'ho. Infatti c'è scritto Vicenza. Brava Cristina, non buona a leggere. Qua sotto Padova c'è scritto Arqua Petrarca? no? Arqua, sì. Beh, Rovigo se legge benissimo. On trip. Un trip sarebbe quando siamo usciti dal Veneto, le poche volte. Che siamo andati a Torino e a Firenze. A Torino perché più che altro Samuele, adesso spero che non succeda niente, ma Samuele è juventino. Aiuto. E quindi è andato a vedersi Ronaldo. Ah, signore. Aiuto. Beh, ognuno Ha i suoi difetti. ha gusti, c'è chi piace il calcio, ma piace giocare ai videogiochi, chi piace fare altre cose. Tante cose, insomma, ognuno ha i suoi. Qual è lo spot o l'esperienza, no, lo spot più bello secondo te che avete fatto finora? Lo spot pubblicitario o tipo lo spot pubblicitario allora è quello che uscirà fra poco, secondo me, di quella persona che non si può dire. Però se ci danno la possibilità forse riusciamo a ricondividerlo anche nel nostro profilo, spero, perché è veramente particolare. E non è neanche nel nostro stile perché noi abbiamo tutto un altro stile e questa è una cosa diversa e anche una sfida che abbiamo fatto e quindi è stato bello perché ti porta fuori da quello che tu conosci, dagli schemi, e da quello che sei abituato. Ma questa persona come ha fatto a contattarvi, a conoscervi? Questa persona in realtà ha contattato un'agenzia di marketing che noi abbiamo conosciuto perché c'è stato quel periodo del lockdown che noi eravamo talmente depressi perché avevamo perso tutti i lavori che abbiamo cominciato a mandare mail a nastro a tutti. Hotel, alberghi, negozi, ristoranti, cioè praticamente tutti in Veneto avevano la nostra mail con scritto vuoi collaborare con noi, sconto speciale, bla bla bla, e questi qua sono gli unici che ci hanno risposto. Mamma mia. Però dai, è andata bene. Ma quindi grazie a sta agenzia di marketing esatto. lì del vostro paese. E Sino Ale vicino da noi. Sai che ci sono venuta una volta a Noale? Porco zio, ci sono venuta! È un bel posto. C'è una piazza immensa. Sì.
E c'è un bar dove abbiamo fatto una live di una web radio all'epoca. C'è un bar tipo elegantissimo, sembra di entrare tipo nel 1600-1500, quegli anni là. Mi sbaglio? Può essere, sì, Ok. però non mi ricordo dov'è. Però io so che tu venivi sempre vicino a casa mia a Oriago. Aspetta. Mira, Come sempre. tu anni fa forse, ogni sabato, qualche sabato, venivi in sto bar, mezzo bar, ristorante, cicchetteria, dove ci lavorava anche un nostro amico, che è un nostro amico, un amico di mio marito, infatti non mi ricordo il nome, ed era proprio, sì, Oriago. Oriago, Piazza Vecchia, ti ricorda qualcosa? Mira, Riviera del Brenta. Ma io non andavo mai il sabato sera in bar. Domenica. Il nome del bar? Aspetta che chiedo a mio marito, aspetta, che lui sa. Samu! Scusate. Ti ricordi il bar che c'è a Oriago dove ci Dove c'è lavorava il il tuo amico? marista? Cosa? Il tuo amico? Boia Matta. Boia Matta, può E essere. dov'è? Ma non sapevo adesso. No, ma credo. lei ci veniva. Io mi ricordo. Era di fronte al Eden. Eden si chiamava? Pizzeria Eden. E dov'è? Pare che c'ha una sosia omonima, forse. Hai presente dove c'è il Burchiello? E dov'è? Il Burchiello, l'hotel, il ristorante. Ma lei è di Rovigo, non può sapere queste cose. Perché mi fa dire Boia Matta? Perché? Fa venire a casa, insomma, so fai col buono. Lo so. E niente, ti ho scambiato per un'altra. Ok. Ma io Oddio, troverò. che shock. No, veramente. Io comunque, allora, sono venuta una volta a Oriago perché mi ha chiesto per fare il video, sponsorizzare tutto un bar che era là, che adesso sarà. Può essere che fosse questo? No, era davanti a un parcheggio. Sì, Cioè, una Sì. volta ci sono venuta. una volta sola. Sì. Dalla Mary, Allora me lo sono riguardato tante volte. dalla Mary e si chiamava la tipa che aveva il marito brasiliano. Io conoscevo un ragazzo che lavorava lì. Conoscevo. Cioè, andavamo alla mattina a far colazione, però avevano più cicchetti, roba così. Com'era che si chiamava? Lui dice Boia Matta, però No. C'è il video su YouTube. dopo me lo vado a vedere. Che ho trovato la tipa con le trecce bionda. Vabbè, insomma. Ma quando ho visto che eri venuta così vicino a casa mia, ho detto no, potevo esserci anch'io. Vedi, e dov'eri? Se c'ero dormivo. Assolutamente. Comunque, io purtroppo conosco poco Rovigo e non sono mai venuta da quelle parti, perché non ho in realtà nessuno che conosco, cioè ci saresti solo tu. Ti sembra Quindi- poco. No, infatti. Che scherzo. No, E quindi è che io ultimamente cioè non sarei una buona guida turistica perché non esco molto, però quando il prossimo anno ci sarà la primavera, estate no perché moro, primavera, Covid a parte, vi aspetto. ok, grazie. Figurati. C'è qualche argomento che volevi trattare? C'era qualcosa in particolare che volevi far sapere di voi, di te? Un messaggio? Un messaggio per chiudere.
Ma no, per chiudere, per salutarci, che ci rivediamo in una prossima live. La prossima vi voglio tutte e due. Va bene, sì, sì, sì. Grazie. Io in realtà volevo solo perché io intanto sono, cioè, super onorata che tu mi abbia scritto proviamo a fare questa cosa e anche che tu abbia avuto la pazienza di aspettarmi 20 minuti che mi collegassi. Ma si sente, porca miseria, ho paura che non si sia sentito l'audio. Vabbè, insomma. Prenderò provvedimenti comunque per migliorare questa cosa. Ok. E niente, e volevo dirti che sei stata una delle prime persone che io ho conosciuto con Instagram e che ti seguo ancora da quella volta, tipo cos'era, 2014, non mi ricordo. Può essere? Mi sa di sì, sai. Quando tu facevi gli sketch delle mamme venete, sarà stato 2014-2015? No, 2017-2018. Sì. 17, sì. O 2000, sì, 17. Sì. Ed è stato, insomma, è bello, cioè, sapere che grazie a un social network si hanno queste conoscenze, si conoscano delle belle persone che altrimenti non si riuscirebbe a conoscere. E adesso faccio tutta la sdolcenata. E niente, volevo sapere in realtà come stavi tu perché insomma ci tengo, è come se fossi la mia amica di penna, e anche se a volte non ti rispondo sempre, tipo che io non mi confido nelle tue confidence, come che metti confidati, sai. Confessioni. Confessioni, io vorrei scrivere un sacco di cose. Di ciao Alex che ha fatto un hosting. Ciao Alex. A posto. Ciao. Io ti ringrazio, non ho parole. Secondo me prendi troppo, cioè non so, alla fine so come ti vecchia, cioè comunque io non so, si risponde che bene, grazie, onde evitare discorsi, sai, lunghi. Sì. Bene, adesso c'ho Twitch che mi impegno qui, vedremo come va. Bene, sono contenta e poi mi piace anche la forza che hai e soprattutto di fregartene delle persone che sì, probabilmente anche tu ci rimani male come me, però le mandi anche a quel paese, giustamente. E io vorrei avere la forza che hai tu. Ma semplicemente col tempo te ne accorgerai anche tu, ti resterai indifferente, cioè a certe cose, magari ti danno quel fastidio come dire guarda che gente ignorante al mondo, però basta, poi lasci scorrere. È anche per sopravvivenza, no? Perché se guardi tutte le persone che hanno qualcosa da ridire o se stai lì a pensare cosa penserà di me, ma ascolta, sì. Che cosa te ne frega, te fai quello che ti piace, che la vita è breve, sì. siamo giovani per poco tempo e porco Dio, dai, un po' di allegria, devo bene durante le sta morendo qualcuno. Madonna, no, però è vero, cioè quello che ho capito anche grazie a te è che, cioè, che dobbiamo fare quello che ci piace senza pensare a quello che pensano gli altri, perché se dobbiamo pensare a quello che vogliono gli altri, che ci dicono, a parte che non sono mai contenti di niente, però dopo ma se ti te Gavarisi fatto così, mi Gavari ha fatto meglio, fai te ora, no? Esatto. Cioè io ho letto di quei commenti che io ti dirò la verità che ho segnalato dei commenti che hanno fatto sul tuo profilo perché mi davano fastidio di gente che ti diceva qualcosa. Cosa diceva? È tipo no, non va bene come sei così, ma perché fai così?
Non te lo so a dire giusto filo per segno, però per me erano offese. Cioè, fatti tuoi, no? Se non ti piace, esci e vai a vedere qualcos'altro. Certo, ma è su Facebook che ho fatto Su Facebook che rompono di più. Ah, le donne sì? poi. Sì. Ah, le donne sono peggio degli uomini, ho Sì. scoperto. Sì, sono peggio degli uomini quando ci si mettono su litigi, sono tanto vendicative, cioè sono lì, alcune mi hanno detto che tipo di vergognarmi, che smetta di fare quello che sto facendo per tutte le donne, Madonna, cioè, neanche fosse cicciolina, capito? Cioè, pensi ai cazzi tuoi, ma poi vai, no, per curiosità a vedere il profilo, sarà una persona colta, sarà una ragazzina, sarà zio cane, cinquantenni, sessantenni che ti vengono, ma vai in figa detto mare, sono la gente frustrata, cosa fa? Ti scrive tutte ste robe e dopo quando la incontri in giro cambia parte, ti evita, perché orco Dio, aspetta che non me parla che non saprei neanche a me cosa dire perché mi so inventare tutto, oppure che va solo a sfogarsi su quel momento, quindi non me frega. Brava. Ma no, ma brava, ma no, ma ti ringrazio, ma non che vedo nessuna bravura, anzi tutte, cioè, boh. No, Penso... tu non lo sai, tu ti sottovaluti secondo me. Ma no. Comunque, Insomma, ti voglio bene, ti amo Cristina. Madonna, Fra un po' esce fuori. che dichiarazioni, mi emoziono. Ascolta, allora io qua la live la pubblicherò tra qualche settimana, insomma, perché bisogna aspettare, insomma sarà su YouTube anche, quindi vedrai anche tu fatti Twitch intanto, che non si sa mai che in futuro farete anche voi delle live interessanti mentre fate i vlog e mostrate in diretta i borghi del Veneto, se è interessante. Sarebbe anche un'entrata in più. E basta, noi ci vediamo quando avete il prossimo anno, perché a dicembre sono piena di live, quindi ci vediamo il prossimo anno in live. Sì. Speriamo che sia un anno migliore di questo, ma non dico niente per non per non portare sfiga. Al massimo beviamo e basta. Ziso Ali. Grazie di tutto. Ti ringrazio per la disponibilità, salutami i nipoti, il marito, i cognati, tutti i parenti come che adesso finisce la messa. Andate in pace, amen. E con il tuo spirito. Amore. Cioè, scusa, ma è coesiso e sotto spirito. Con la mia maglietta di Jurassic Park, non pork. Ma sei tutte tette. Non si vede più il dinosauro. Cioè, che pitette, che maglietta. Sono venuta fuori così. Già così. È mia, molto parlando di rete, no? E ora vuoi stare in pandan con la rete. No, vabbè, dopo questa. Dopo questo. Ciao cara. Vado. Ciao a tutti. Fate i bravi. Ciao. Ciao cara. Adesso. Io nella
nella vita non ho dato nulla mai per scontato. Seminario dello sfrontato, per ogni limite come il telefono che ora in mano l'ho sfondato. Visto mio padre riprendersi quarto stadio, mica era perché la gente con cui repavo m'ha snobbato. È sbagliato, l'albero ora mi secchi l'ho sfrondato. Ogni stilema nel fare le rime negli anni l'ho scordato. Cambiato il master dopo che qualcuno ha sbroccato, però non prima di chiederli 2000 volte se ha scroccato. Hai scroccato, hai scroccato. Pare che c'avevi in euro. Ti piace o non ti piace, io non mi offendo, non sono laio. Forse il tuo ruolo era stare allo stadio come Di Maio. Esci con me, si dici che taglio, parli di eccessi, giusto un paio. Ma se mi metti un beat, 2 minuti e senti il bot, tipo mortai, scusa. Se non mi sparo le post, scusa. C'ho una famiglia, le cose, scusa. Sono lo stesso di sempre, scusa. Scusa un cazzo, deficiente, scusa. Se non mi sparo le post, scusa. C'ho la famiglia, le cose, scusa. Sono lo stesso di sempre, scusa. Scusa un cazzo, deficiente. Da sei grande, io dico yes, yes, yes. Ti sottovalutano, meriteresti di più, yes, yes, yes. Per darti schifano tutti, yes, yes, yes. Ma quando esce una traccia ti piace, mica del film. Provo armature, cerco la via dei guerrieri, cucci da Kakure. Contro nemici insetteri da uccidere a colpi di scure. Faccio cagare tu pure, quanti anni su un call e tu vuoi prendere qua, sperando non ti percuote. L'operaio con la fibra e scusa. Sangue dal naso e leve, pensavo di farla finita imitando le 9 leve. Pure se sogniamo mostri con le 3 ci stavo bene. Nelle notti buie che vedi le stelle, se no puoi bere, scusa. Se non mi sparo le pose, scusa. C'ho una famiglia, le cose, scusa. Sono lo stesso di sempre, scusa. Scusa un cazzo, deficiente, scusa. Se non mi sparo le pose, scusa. C'ho la famiglia, le cose, scusa. Sono lo stesso di sempre, scusa. Scusa un cazzo, deficiente. Perché nella vita tutti siamo utili.